Il ministro Ciriani ha finalmente tolto la maschera in uno scenario politico che lasciava tanta incertezza sul terzo mandato, sulla possibilità di spostare le elezioni al 2026 e su una discussione di candidato in coalizione. Mi pare che sia stato tranchant, ha detto no terzo mandato, elezioni nel 2025 e il candidato è di Fratelli d'Italia. Non mi pare esattamente un atteggiamento da coalizione. Ormai non è più una partita a scacchi, ma una guerra di trincea dove si guadagna metro su metro a colpi di mortaio. E così, se la Lega ha sdoganato quell'ipotesi di corsa solitaria prima solo sussurrata e ora sbandierata anche dai vertici, le truppe del Carroccio tornano in prima linea dopo la reazione di Fratelli d'Italia alle fughe in avanti. Che sia un uomo vicino a Giorgia Meloni come il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a dire nero su bianco che il candidato del Veneto tocca a loro, che il terzo mandato è un'utopia e che slittare le regionali al 2026 non ha basi giuridiche, la dice lunga sulla frattura. Nelle ultime ore anche il responsabile organizzativo nazionale dei meloniani, Giovanni Donzelli, si fa avanti. In Veneto, dice, sceglieremo la persona migliore, ma è evidente che nelle regioni c'è uno squilibrio che penalizza Fratelli d'Italia. Ovviamente noi come Lega faremo i nostri di ragionamenti forti di una base amministrativa importante composta da sindaci, composta da assessori e consiglieri comunali e quindi porteremo al tavolo del centrodestra quella che è la nostra forza. Un Mario Conte ormai da giorni sulla bocca di tutti come papabile erede di Zaia a Palazzo Balbi, anche se il governatore, accendendo il falò di Arcade, resta attendista. Non parlo di eredi e non voglio passare le mie giornate a parlare di eredi e quindi evito ogni risposta, ho un ottimo rapporto con Conte, si figuri, e cerchiamo di capire anche cosa accadrà, visto e considerato che dovremo capire cosa accadrà della legge della Regione Campania, dovremo capire quale sarà l'atteggiamento della Corte Costituzionale rispetto alla legge della Regione Campania e poi capiremo molte altre cose anche rispetto a questa anomalia tutta italiana del blocco dei mandati. Già, la Campania. Nelle prossime ore, con un ricorso alla consulta, l'esecutivo potrebbe impugnare la legge regionale che autorizzerebbe il terzo giro di De Luca e questo sarebbe un messaggio chiaro dell'esecutivo al Veneto. Noi come Lega abbiamo la consapevolezza di essere forti, di avere con noi tra le nostre fila il presidente Zaia, di avere un esercito di sindaci e soprattutto la sensibilità giusta per poter correre eventualmente, se non ascoltati, anche in solitaria. Quindi noi siamo pronti alla partita. Si è visto Treviso. 4 mesi prima Fratelli d'Italia aveva il 33%, 4 mesi dopo aveva l'11%, cioè ci si pesa sui numeri e andremo da soli se dobbiamo andare da soli. Però ecco, quello che diceva De Carlo l'altro giorno, attenzione, forse qualcuno gli piace perdere perché gli esempi di un centrodestra diviso sono tutti o quasi sempre verso... A Bassano mi sembra che abbiamo vinto divisi, sbaglio? Sì, vedi? C'è un esempio, ne posso fare anche tanti altri.